tutti, buonasera. Alleluia, pace a tutti, buonasera. Alleluia, alziamoci in piedi tutti per adorare e onorare il nome di Gesù con gioia, con giubilo. Alleluia. Cantiamo lodi al Signore, esultiamo il Dio che ci salvò. Egli non noi che ci creò. Si prostri ogni tribù e nazione al supremo Dio, lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Cantiamo lodi al Signore, esultiamo Dio che ci salvò. Egli non noi che ci creò. Si prostri ogni tribù e nazione al supremo Dio, al supremo Dio. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Esaltiamo Yahweh, 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 esaltiamo Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh.
esaltiamo ancora, esaltiamo Esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh. Lodo, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Yahweh, lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Yahweh. Alleluia. Alleluia. Amém. Tu sei felice di essere qui questa sera? Al di là del caldo, ho detto ad Enrico, oggi sarà solo per i forti. Ho detto ad Enrico, vediamo quanti ci saranno in chiesa oggi. Le temperature sono salite. È successo di tutto in questa Italia, ma noi siamo qui ad adorare il Signore. E questo è l'importante. L'importante è quando noi prendiamo le cose che forse ci danno un po' di fastidio, che è il caldo, mettiamo da parte e diciamo io vado ad adorare il Signore. Perché noi non dobbiamo fare solo ciò che ci è confortevole, ma dobbiamo fare ciò che è necessario. E è necessario che nonostante il caldo noi adoriamo il Signore. È necessario che nonostante le temperature sono insopportabili, il nome del Signore continui ad essere glorificato. E noi siamo qui per questo questa sera. Noi siamo qui per adorare il suo nome. Noi siamo qui per dichiarare che la nostra casa, la nostra famiglia è del Signore Gesù. Noi siamo qui per dichiarare che il Signore benedirà la nostra casa, che il Signore benedirà la nostra famiglia. Noi siamo qui per dichiarare che il Signore è il Signore della nostra casa. Io ti invito ad abbassare la tua testa e a pregare in questo momento. Padre, noi vogliamo ringraziarti, Gesù. Ringraziarti perché noi siamo qui, Gesù. Ringraziarti per la nostra casa, per la nostra famiglia. Ringraziarti per questa chiesa. Ringraziarti, Signore, perché noi siamo in Italia. Ringraziarti, Signore, perché noi siamo in te, Gesù. Signore, ringraziarti per la tua presenza in questo luogo. Signore, noi ti ringraziamo, Gesù. Noi ti ringraziamo per la settimana che verrà. Noi sappiamo, Signore, che molti di noi stiamo lamentando, noi ci stiamo lamentando di questo, Signore, di questo caldo, di questo tempo, Signore. Ma il Signore è il Signore di tutto il tempo, Gesù. E se il Signore ci ha permesso questo, Signore, che noi possiamo benedire e adorare il suo nome in ogni tempo, Gesù, in ogni momento, in ogni situazione, Gesù. Padre, benedici questa casa. Padre, benedici questa famiglia. Padre, benedici la famiglia delle persone che sono qui, Gesù. Spirito Santo, e coloro che non sono riusciti a venire, Signore, coloro che non sono riusciti a uscire di casa, Signore, che il Signore possa raggiungere loro, Signore, tramite questa live o tramite qualsiasi cosa che il Signore possa trovare per parlare con loro, Signore. Signore, che il nostro spirito stia, Signore, tranquillo e sereno, Padre. Togli ogni disturbo, Signore, ogni murmurazione, ogni lamentazione, ogni cosa che ci impedisce di stare nella tua presenza, Gesù. Noi vogliamo adorare il tuo nome, Gesù. Noi vogliamo glorificare il tuo nome, Signore. Tu sei centro della nostra vita. Tu sei centro di questa casa, di questa chiesa. Tu sei centro di ogni cosa, Gesù. E noi ti adoriamo, Gesù. Noi adoriamo il tuo nome, Padre. La mia casa, la mia casa sarà benedetta dal Signore.
benedetta sarà la nostra casa, benedetti saranno i nostri figli e noi glorificheremo il Signore. La mia casa non sarà scorsa perché è fondata su Cristo e noi glorificheremo il Signore. Cantiamo dall'inizio di nuovo: benedetta sarà la nostra casa. Benedetta sarà la nostra casa, benedetti saranno i nostri figli e noi glorificheremo il Signore. La mia casa non sarà scossa perché è fondata su Cristo e noi glorificheremo il Signore. La roce in che è fondata la mia casa è Lui, è Lui. L'amor che ha riempito la mia casa è Lui, è Lui. La roce in che è fondata la mia casa è Lui.
Nós preghiamo per la nostra famiglia, Gesù. Signore, noi preghiamo per la nostra casa, Signore. Noi dichiariamo il tuo nome, Gesù. Noi dichiariamo che l'ambiente è sovrannaturale, Signore. Noi dichiariamo, Signore, Yahweh sulla nostra casa, sulla nostra famiglia. Noi dichiariamo Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, e Gesù che trasforma, che guarisce. Noi dichiariamo sulla nostra casa, Gesù, sulla nostra famiglia. Noi dichiariamo, Signore, che qualcosa di sovrannaturale sta succedendo in questo luogo. Noi dichiariamo, Signore, che non importa le circostanze che il mondo sta vivendo, il Signore ci benedice, il Signore ci guarisce, il Signore è capace di trasformare, il Signore è capace di cambiare. Non importa le circostanze che il mondo stia vivendo, Signore, noi crediamo in te, Gesù. Noi crediamo nella tua presenza, noi crediamo nel tuo nome, Gesù. Noi crediamo che Yahweh si manifesterà, Gesù. Dichiarare insieme a me Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai si manifesterà. Si manifesterà Yahweh, Yahweh, Elohim, Shaddai, Jireh, si manifesterà. Ancora una volta noi dichiariamo Yahweh Rafa Elohim Elohim Shaddai Jireh Jireh si manifesterà. Si sente la tua gloria in mezzo, grandi cose stanno arrivando. Inizia. Ancora dichiariamo così, si sente La tua gloria in mezzo. grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Manifesterà
grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Santo, 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 santo è il tuo nome, Gesù. Noi sappiamo che se noi ti adoriamo, Yahweh si manifesterà. Noi sappiamo che se noi chiamiamo il tuo nome, Yahweh si manifesterà. Noi sappiamo che se noi cerchiamo la tua presenza, Yahweh si manifesterà. E è ciò che noi stiamo facendo in questo tempo, Gesù. Chiamiamo il tuo nome, Gesù. Cerchiamo il tuo nome, Gesù. E adoriamo il tuo nome, Gesù. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, se lo adori, se lo cerchi, se lo chiami, se lo adori, se lo chiami, se lo cerchi. Ancora, ancora. Se lo adori, se lo chiami, se lo cerchi. Ancora, ancora, ancora. Se lo adori, se lo adori, Se lo chiami, se lo cerchi. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rapha si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rapha si manifesterà. Yahweh Si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rapha si manifesterà. Yahweh Rapha Yahweh Rapha si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rapha si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh
manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Ancora, ancora, ancora. Yahweh, Yahweh, ancora, ancora. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Solo la Chiesa dichiara Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Ma dichiariamo il tuo nome, Gesù. Si manifesterà. L'oscurità sulla mia famiglia dichiari il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome Gesù. In che potenza e guarigione c'è vita in te.
non più fortezze, spegni nel buio un fuoco sei. Amen. Siamo qua per innalzare questo nome sulla nostra famiglia. Siamo qua per innalzare questo nome sulla vita del nostro marito, sulla vita della nostra moglie, sulla vita dei nostri figli. Siamo qua per benedire la vita della nostra casa attraverso il nome di Gesù che è qua presente questa sera in questo luogo. E noi possiamo fare questo, possiamo farlo con la nostra voce, pregando, innalzando il nome di Dio sulla nostra casa, possiamo farlo con la nostra vita. Non perdiamo questo momento di adorazione a Dio, un'adorazione che ci può rendere graditi a Lui, un'adorazione che può portare benedizioni sulla nostra casa. E voglio invitarti a cantare ancora una volta questo, innalzando il nome di Gesù sulla nostra famiglia. Siamo qua per questo. Oggi è un culto in cui veniamo in chiesa con la nostra casa, in cui portiamo in chiesa la nostra famiglia e insieme adoriamo il nome di Gesù e chiediamo la sua presenza su di noi. Che allora possiamo ancora insieme, con forza, con voce, con amore, con clamore a Dio, esaltare questo nome. Amen. Possiamo cantare insieme? Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome, Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome, Gesù. Cantiamo ancora questo. Se sei vicino a qualcuno della tua famiglia, puoi mettere la tua mano su questa persona e cominciare a dichiarare sulla tua moglie, sul tuo marito, sul tuo figlio, Gesù sulla sua vita, la benedizione di Cristo sulla tua casa. Cominciamo a invocare, a profetizzare, a dichiarare la benedizione di Gesù sulle nostre famiglie, sulle nostre domani, sulla nostra casa. Innalza questo, dichiara questo. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiari il santo nome, Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Te potenza, in te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Spirito Santo. Gesù Cristo è la nostra benedizione. Lui è la nostra benedizione, è Lui che noi questa sera siamo venuti a invocare, come abbiamo cantato prima. Quando invochiamo il nome di Gesù, Lui si manifesta in mezzo a noi.
ma oggi noi stiamo mettendo la nostra casa intera davanti a Lui, e quando invochiamo Gesù sulla nostra famiglia, guarigione di Gesù arriva nella nostra casa, la liberazione di Gesù arriva nella nostra casa, la gioia, la pace, l'amore, l'unità di Cristo arriva sulla nostra casa. Invochiamo il nome di Gesù non solo in questo culto, ma sempre e sempre sulle nostre famiglie, perché è Lui, colui che può produrre la fonte della benedizione, la fonte dell'acqua viva nella nostra vita e nella nostra famiglia. E io voglio invitarti a fare un grande applauso a Gesù Cristo, la fonte della benedizione della nostra vita. Amen. Ti invito a sederti alcuni minuti, pochi minuti, per poi riprendere la liturgia del nostro adorarti. Possiamo accendere qualche luce. Pochi minuti, perché abbiamo solo un avviso, giusto? Solo un avviso, grazie mille, che è questo qui. Battesimo! Battesimo! Oh gloria! Battesimo il 19 luglio a Sirmione, nella località dove siamo stati con alcuni fratelli, molti fratelli anche domenica scorsa. Saremo lì il 19 luglio nella stessa località dove ogni anno facciamo i battesimi, per celebrare, per compiere questo comandamento che Dio ci ha dato, quello di battezzare persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sono diverse persone che hanno deciso di consegnare ufficialmente la loro vita a Gesù attraverso il battesimo nelle acque, quindi domenica 19 luglio a partire dalle 9 di mattina noi saremo lì al lago. Da adesso fino al 19 lo presenteremo tutte le settimane dirò le stesse cose, molti di voi già lo sanno, ma sarà una giornata intera di comunione della Chiesa. Arriviamo lì alle 9 di mattina, anche prima, chi vuole, e staremo lì tutta la mattinata, tutta la giornata, faremo i battesimi, faremo un pranzo insieme in comunione, staremo lì a fare il bagno, a giocare, a stare insieme, a vivere la comunione, l'unità in Cristo. Quindi non prendetevi appuntamenti, perché questo non è un appuntamento soltanto per le persone che si battezzeranno, ma è un appuntamento per tutta la Chiesa, perché insieme tutta la Chiesa andremo a celebrare questi battesimi, a rallegrarci di questa giornata per la vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che si battezzeranno. Come in cielo c'è scritto che c'è una grande festa per ogni peccatore che si ravvede, che va a Dio, così anche qua in Chiesa, in terra, noi vogliamo che ci sia questa stessa festa, portando una grande adorazione a Dio in quel luogo e dando testimonianza della nostra fede. Amen? Quindi non prendete appuntamenti per domenica 19 luglio, che saremo tutti insieme là al lago per i nostri battesimi. Amen? Bene, già sono finiti gli avvisi, quindi ti invito a alzarti in piedi di nuovo per l'ultima volta fino alla fine del culto, perché in questo momento faremo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato questa forma di adorazione a Dio, tu che hai portato la tua offerta, la tua decima, la tua primizia, quello che oggi ti senti in cuore di portare alla casa del Signore, in questo momento puoi farlo attraverso la cassetta delle offerte, puoi farlo attraverso il post, là dietro ci sarà una nostra tesoriera che ti può aiutare in questo modo, ci sono buste, se vuoi lasciare anche un'offerta missionaria per le nostre opere missionarie. Quello che Dio ha messo oggi nel tuo cuore di portare a questa casa per il mantenimento di quest'opera. E ci sono diversi visitanti qua questa sera, persone che sono venute per la prima volta, forse vi è stato dato un QR code all'entrata, se volete scannerizzarlo potete poi andare là dietro, dopo aver compilato un veloce modulo vi verrà anche consegnato un regalino dai nostri operai. Amen? Facciamo una preghiera in questo momento. Signore Gesù, in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte, questa forma di adorazione che vogliamo consegnare a te. Io ti prego, Dio, che tu possa accettarle, Dio, non
come una forma di pagamento, ma come una forma di adorazione a te. Una forma di adorazione vera che venga dal nostro cuore, che venga con gioia per adorare te e per mantenere quest'opera. Benedici questa offerta affinché attraverso di loro questa Chiesa possa continuare a crescere, possa continuare a migliorare e in questo modo a benedire ogni famiglia che è qua presente e quelle che ancora oggi non sono potute raggiungere questa casa perché ancora non conoscono il tuo nome, ma io credo che presto lo conosceranno. Per questo io ti prego, Dio, benedici queste offerte nel nome di Gesù. Amen. Signore Gesù, in questo momento vogliamo ascoltare una parola che venga da te e che non venga da me. Che sia il tuo Spirito a parlare oggi alla tua Chiesa e che tu possa compiere l'opera che vuoi nei nostri cuori. Che possiamo essere oggi dei terreni fertili, Signore, in cui tu possa mettere il tuo seme, un seme che possa germogliare, un seme che possa dare frutto e che ci possa rendere così più simili a te, più simili a come tu ci vuoi. Per questo io ti prego, Dio, compi la tua volontà in mezzo a noi attraverso
questo momento della parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. È questo? Era Marcos. Pace a tutti, benvenuti. Oggi la Raissa mi ha chiesto la nostra leader dei bambini, mi ha chiesto Sono io? Forse c'è il ritorno troppo alto qua. Può essere, non so come si abbassa. Ok, ci riprovo. C'è un rumore qua. Voi non sentite un rumorino? No? Allora se non sentite... Sì? Ah, grazie. Sì, sentite? Da là in fondo lo sentite? Wow. Da là fuori lo sentite? Ok, c'è un rumore qua, non lo so. Forse basterà fare così? Non me ne intendo molto. Bene, leggerò alcuni versetti dal Cantico dei Cantici, capitolo 5. Se volete seguire sulla vostra Bibbia, magari in un'altra lingua, altrimenti potrete seguire qua dal proiettore. No, ma questa cosa qua c'ha qualche problema, Guglielmo. Fa così. Prova. Ehi, grazie. Meglio, molto meglio. Ok, Cantico dei Cantici, capitolo 5, leggerò il versetto 2, il versetto 3, il versetto 6, che dicono così: io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa e dice: aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, oh mia perfetta, poiché il mio capo è coperto di rugiada e le mie chiome sono piene di gocce della notte. Io mi sono tolta la gonna, come me la rimetterei ancora? Mi sono lavati i piedi, come me li sporcherei ancora? Versetto 6. Ho aperto all'amico mio, ma l'amico mio si era ritirato, era partito. Ero fuori di me mentre egli parlava. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Fino a qua. Alcune settimane fa ho parlato, per chi c'era, magari si ricorda, ho parlato di risveglio della Chiesa, e ho parlato di alcuni fattori che impediscono il risveglio della Chiesa. Uno di questi, ad esempio, è la mancanza di unità all'interno della Chiesa. Ci siamo ricordati di quel duca del 1700 che aveva detto che non serve neanche pregare per il risveglio se non c'è unità in mezzo alla Chiesa. Ma poi ci siamo focalizzati su un altro fattore che impedisce il risveglio, e questo è il peccato. E se ci pensiamo, come abbiamo visto, la mancanza di unità all'interno della Chiesa è anche questo un peccato. Paolo in Galati al capitolo 5 lascia questo molto chiaro, dicendo che ci sono alcune opere della carne, alcuni peccati che sono la divisione, che sono le ire, che sono le gelosie, che sono le invidie, che sono le contese, ossia tutte cose che causano o che sono la propria divisione all'interno della Chiesa. Alcune settimane dopo ho portato una parola parlando del ministero della riconciliazione, ovvero quel ministero attraverso cui Dio ha permesso a noi oggi di essere liberati dai nostri peccati, questi peccati che impedivano il risveglio. E Dio ha fatto questo attraverso il sacrificio di Gesù.
E quando Gesù è salito su quella croce, ha preso su di lui tutti i nostri peccati, come c'è scritto nella lettera agli Ebrei, ha aperto quella via nuova e vivente attraverso il velo del Tempio, sulla quale noi possiamo camminare per andare alla presenza di Dio e essere così chiamati figli di Dio. Non stiamo facendo una serie di sermoni su un unico tema, ma ognuno di questi sermoni ha un po' a che vedere l'uno con l'altro, e anche quello di questa sera ha un po' a che vedere con ciò di cui ho parlato nelle scorse settimane, perché oggi voglio parlare un po' di quella che è una nostra responsabilità a riguardo di queste cose. Quella che è una nostra responsabilità affinché noi possiamo vivere il perdono di Dio, vivere la riconciliazione, vivere poi quindi futuramente il risveglio. Ho letto questo testo, questi versetti da questo libro, il Cantico dei Cantici. Voglio dare una breve introduzione al libro del Cantico dei Cantici. Magari non è il libro più conosciuto della Bibbia, ma è un libro meraviglioso all'interno della Bibbia. Più che meraviglioso, è il Cantico dei Cantici. Lo stesso titolo ci fa capire quanto è meraviglioso. Per capire il titolo, Cantico dei Cantici, è come quando diciamo che Gesù è il Re dei Re, che Gesù è il Dottore dei Dottori. Che cosa significa? Che Gesù è il Re al di sopra di tutti gli altri Re, che Gesù è il Dottore al di sopra di tutti gli altri Dottori. Ecco, questo cantico è il Cantico dei Cantici, ovvero il cantico al di sopra di tutti gli altri cantici, perché ci sono tanti cantici. Questo cantico è stato scritto da Re Salomone. Ma sapete, Salomone oltre a questo ha scritto altri 1005 canti, c'è scritto nel primo libro dei Re, 1005 cantici, ma tra tutti quei cantici che Salomone aveva scritto, solo questo è il cantico al di sopra di tutti gli altri cantici. E perché questo cantico è così grandioso, meraviglioso, magnifico? È così meraviglioso per ciò di cui questo cantico ci parla, perché noi possiamo leggere questo cantico in due modi. Il primo modo in cui noi possiamo leggere il Cantico dei Cantici è letteralmente. Il Cantico dei Cantici è una storia d'amore, possiamo definirla così, in alcune parti anche un po' spinta come storia d'amore. E questo cantico ci parla di uno sposo, che letteralmente sarebbe Salomone, e di una sposa, che sarebbe la donna a cui è rivolto questo cantico, e delle figlie di Gerusalemme, che sono altre donne all'interno di questo racconto. Ma c'è un altro modo per leggere questo cantico, e sarebbe il modo in cui noi oggi dovremo leggerlo, che è un modo più profetico, più tipologico, in cui lo sposo è Gesù e la sposa è la sposa di Cristo, ovvero la Chiesa, ovvero la sposa siamo noi, e le figlie di Gerusalemme è il popolo di Israele. Ma oggi non voglio parlare di tutto il cantico, voglio concentrarmi solo su questi versetti che noi abbiamo appena finito di leggere. Ma questo è un consiglio, se non un'esortazione per tutta la Chiesa. Se noi vogliamo veramente intendere l'amore che Gesù ha per noi dovremo leggere questo libro. E se noi vogliamo veramente intendere in che modo dovremo amare Gesù, in che modo dovremo essere noi come sposa di Cristo, dovremo mettere in pratica gli insegnamenti di questo libro, perché questo libro ci parlano della storia d'amore tra noi e Gesù. Il capitolo 4, il capitolo prima di quello che abbiamo letto, è un capitolo meraviglioso in cui Gesù ci fa una dichiarazione d'amore bellissima. Se noi andassimo a leggere adesso tutto il capitolo 4, vedremo delle frasi che sarebbe meraviglioso se i mariti potessero dire alle proprie mogli. Qua Gesù dice: tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia, mi hai rapito il cuore con un solo dei tuoi sguardi, con uno solo dei tuoi monili, del tuo collo. Insomma, è tutto un capitolo intero in cui Gesù fa questa dichiarazione d'amore meravigliosa verso di noi, ci riempie di complimenti. Ma poi si arriva al capitolo 5, alla fine di questa meravigliosa dichiarazione d'amore, e in questo capitolo 5 succede qualcosa di
quantomeno triste. Almeno triste, se non si potrebbero usare parole ancora più pesanti. E noi vediamo questo nei versetti che abbiamo letto, ma voglio rileggere con voi questi versetti, se puoi rimetterli qua a Pietro, almeno il versetto 2 e il versetto 3, ma voglio rileggerli facendovi capire chi è che sta parlando in questo testo, perché come ho detto questo racconto è il racconto della sposa e dello sposo, di Gesù e della Chiesa. E in questi versetti la prima a parlare è la sposa, siamo noi, è la Chiesa. E la sposa dice così, noi diciamo così: io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa e dice, adesso è Gesù che parla: aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, oh mia perfetta. Guardate come Gesù parla di noi, guardate cosa Gesù pensa di noi. Oh mia perfetta, ci sta dicendo Gesù, tu sei perfetto, tu sei perfetta agli occhi di Cristo. Guardate in che modo Gesù ci ama. Sembra quei primi amori che abbiamo, no? Quando conosciamo il nostro partner, che c'è quell'amore così passionale che non troviamo nessun difetto nella nostra futura moglie, nel nostro futuro marito, nel nostro fidanzato, no? Quando noi lo conosciamo all'inizio è tutto perfetto, sembra gli occhi chiusi, non c'è un difetto suo che potrebbe scalfire la immagine di perfezione che abbiamo di lui. Mi ricordo l'Andrea quando mi ha visto per la prima volta in quel bar. Ah, se voi sapeste quello che l'Andrea diceva di me. È così bello, è così profumato, è così magrolino. Chi ha riso adesso è peccato. E Andrea diceva questo alle sue amiche, no? E le sue amiche dicevano, ma non è così bello. Puzza, sa di sigarette, sa di birra, guarda come si veste, tutti i vestiti strappati, è gorgigno. Non dicevano questo? Ma per l'Andrea io ero bellissimo, vero? Di sì, per piacere. Sono ancora bellissimo. Anche i miei amici era la stessa cosa, dicevo guardate l'Andrea com'è bella, com'è profumata, com'è meravigliosa. E i miei amici dicevano come fa a stare con te allora? Era il contrario però. E così è come Gesù ci vede. E Gesù ci vede perfetti, Gesù ci vede bellissimi, Gesù ci ama e quello tra noi e la nostra fidanzata, la nostra futura moglie, è magari quell'amore passionale che poi col tempo, magari qualche difettuccio, cominciamo a vederlo. Ma Gesù, dal principio fino alla fine, ci ama dello stesso amore. Fino alla fine Gesù ci dice, sei perfetto. Fino alla fine Gesù ci dice, sei perfetta. E Gesù lo sa che noi siamo sbagliati. Gesù conosce i nostri peccati. Gesù lo sa che non siamo poi tutta questa cosa. Eppure il suo amore, lui ha tanto amato il mondo, ha tanto amato ognuno di noi, che fino a oggi lui ci dice, oh come sei perfetta. Questo è l'amore di Gesù per noi. Aprimi sorella mia, dice Gesù, amica mia, colomba mia, mia perfetta, poiché il mio capo è coperto di rugiade e le mie chiome sono piene di gocce della notte. Versetto 3. Adesso siamo di nuovo noi, è di nuovo la Chiesa che parla, siamo io e te. E la Chiesa dice così, lo sposo gli ha appena detto, aprimi, perfetta mia, amore mio, sono qua per te. E la sposa dice, ma io mi sono appena tolto la gonna, come farò a rimettermela? Ma io mi sono appena lavato i piedi, me li dovrò sporcare di nuovo. È così che io e te stiamo rispondendo a Gesù. È così che la Chiesa sta rispondendo a Gesù.
siamo preoccupati perché ci dobbiamo rimettere la gonna. Siamo preoccupati perché ci dobbiamo lavare i piedi di nuovo, ce li siamo appena lavati. E Gesù è lì che sta bussando alla porta. Perfetta mia, amore mio, aprimi, voglio entrare, voglio avere un momento di intimità con te, voglio avere un momento insieme, io e te. E noi che cosa rispondiamo? Ma devo proprio, che noia, mi sono appena tolta la gonna, mi dovrò rivestire per farlo entrare, mi dovrò sporcare di nuovo i piedi per farlo entrare, poi me li dovrò lavare di nuovo. Dai, che noia, devo davvero perdere questo tempo per far entrare Gesù, che noia. Sapete, quando io leggo questi versetti, il mio cuore un po' si strizza così, perché questi versetti stanno parlando di noi e molte volte noi ci comportiamo in questo modo. Io e te molte volte ci comportiamo in questo modo. Ci sono persone che mettono delle piccole problematiche e le fanno diventare dei problemi giganti. Mettono piccoli problemi tra noi e quello che potremo vivere con Gesù. Tra noi è un tempo da vivere con Gesù. Tra noi è un momento di intimità da vivere con Gesù, delle piccole cose, e le facciamo diventare un problema gigantesco. Gigantesco. Abbiamo letto venerdì scorso, siamo stati qua tutto il giorno, abbiamo letto la storia di persone che hanno affrontato qualsiasi cosa per Cristo. Siamo stati qua in chiesa, io e Andrea, abbiamo fatto una giornata intera qua in chiesa leggendo Atti degli Apostoli, tutto il libro di Atti. Molti di voi sono venuti in chiesa a farci compagnia, a leggere insieme a noi questo libro, a meditare su questo libro e poi a pregare, lodare. Ma leggendo questo libro abbiamo letto la storia di questi uomini che noi troviamo nel libro di Atti, uomini che hanno fatto veramente la storia, uomini che hanno fatto cose incredibili, cose impensabili. La storia di Paolo è sicuramente la storia che più di tutti ci colpisce in questo libro. E la storia di Paolo, fratelli, se noi andiamo a leggere Atti degli Apostoli, io sono uno di quelle persone che spesso consiglia: leggi poco, ma leggilo bene. Leggi un versetto, 2 versetti, leggi un capitolo, ma leggilo con attenzione, medita su quello che leggi, scruta le scritture affinché tu possa ricevere una rivelazione. Ma in quel giorno lì abbiamo letto velocemente tutto il libro e è stato bellissimo perché abbiamo avuto una visione di insieme di tutto quello che è Atti degli Apostoli. E noi abbiamo visto tutto quello che Paolo ha passato nel racconto che noi abbiamo di Atti degli Apostoli. E noi abbiamo visto come la storia di Paolo ha uno schema molto fisso. I viaggi di Paolo erano molto ripetitivi. Paolo arrivava in una città, Paolo predicava il Vangelo, dopodiché alcune persone si convertivano e altre persone lo perseguitavano. E allora quelle persone che lo perseguitavano lapidavano Paolo, o torturavano Paolo, o mettevano Paolo in prigione. Dopodiché Paolo usciva dalla prigione, usciva dalla tortura, andava in un'altra città. E in quella città cosa succedeva? Predicava il Vangelo. Alcuni si convertivano, altri lo perseguitavano, e quelli che lo perseguitavano lo torturavano, lo lapidavano, lo mettevano in prigione. E dopo di questo Paolo usciva e andava in un'altra città e era sempre la stessa storia. Predicava, qualcuno si convertiva, qualcuno lo perseguitava e dopo lui andava in un'altra città. È uno schema molto fisso quello che Paolo viveva in ogni suo viaggio missionario. E leggendo questo libro, vedendo quante volte Paolo è stato perseguitato, quante volte Paolo è stato lapidato, quante volte è stato messo in prigione, una volta quasi è stato vicino alla morte, le persone lo credevano morto. Leggendo questo libro veramente mi sono reso conto di che cosa vuol dire quando Paolo dice che per lui morire era un guadagno. Perché ci credo, guardate come viveva Paolo, dovunque lui andava rischiava la morte, passava dolore fisico, passava per fame, passava per tantissime tribolazioni. Ci credo che per lui morire era un guadagno,
perché sarebbe stato per l'eternità in pace con Gesù, senza più tristezza, senza più dolore. Ma allo stesso tempo Paolo diceva che per lui vivere era un guadagno, perché vivere era Cristo. Perché? Perché ogni volta che lui andava in una città, alcuni sì lo perseguitavano, ma altri si convertivano al Vangelo. E Paolo viveva così tanto per il Vangelo, che una volta è arrivato a dire: sapete, io per il Vangelo di Cristo non sono disposto a essere messo in prigione, io sono disposto anche a morire. È questo quello che Paolo viveva. E oggi la Chiesa, noi ci preoccupiamo di mi sono appena tolto la gonna, me la dovrò rimettere. No, mettiamo delle scuse, delle piccole scuse, le facciamo diventare cose gigantesche per non passare un tempo di intimità con Gesù. Delle piccole scuse. Paolo sarebbe arrivato anche alla morte per il Vangelo di Cristo. Non si fermava davanti a niente. E noi oggi ci fermiamo davanti a tante cose. Tempo fa ho avuto modo di parlare con un rappresentante di un'organizzazione che si occupa di prendere cura delle chiese perseguitate, in paesi perseguitati. E lui mi raccontava la storia di diverse persone. Mi ha raccontato la storia di un ragazzo che in un paese musulmano, nel Medio Oriente, si è convertito. Però lui era figlio di un imam, di un pastore musulmano. E quando si è convertito e si è battezzato, la sua famiglia lo ha disconosciuto come figlio. Gli ha detto: tu non sarai più parte di questa famiglia. Non ha più visto i suoi genitori. Però che cosa ha deciso? Per Cristo io faccio questo. Non si è messo davanti una scusa, anche se avrebbe avuto forse tutti i motivi per mettersi davanti questa scusa. Mi ha raccontato la storia di altre persone, di un signore sempre in un paese musulmano, che si è convertito al cristianesimo, lui, sua moglie, la sua famiglia, è diventato pastore di una chiesa. E quando la polizia musulmana, la polizia islamica lo ha scoperto, lo ha preso e l'ha messo in prigione per aver lasciato la fede musulmana. E la sua moglie ha preso l'ergastolo come pena, la prigione a vita. Invece per lui, per 3 volte, sono andati a chiedergli in prigione: vuoi rinnegare questa fede? Vuoi lasciare Cristo? E per 3 volte lui ha detto di no. Sapete cosa ne ha guadagnato? È stato impiccato. E questo signore con cui stavo parlando mi ha fatto vedere la foto di quest'uomo nel giorno in cui avrebbe sofferto l'impiccagione. Sapete cosa stava facendo? Stava sorridendo. Stava sorridendo. E noi ci mettiamo davanti queste scuse quando ci sono persone al mondo che neanche la morte li può fermare dal vivere Cristo. Mi ha raccontato di posti come la Colombia. Io non sapevo che la Colombia fosse un paese perseguitato, invece è nella lista dei 50 paesi più perseguitati al mondo. Posti in Colombia in cui i pastori di chiese vengono uccisi dai narcotrafficanti perché cercano di portare i ragazzi, i giovani lontani dalla strada del narcotraffico. E allora questi narcos li prendono e li uccidono. E questa organizzazione prende cura dei figli di questi pastori uccisi. Li porta in delle case in cui possono ricevere cure cliniche, psicologiche, per riuscire a andare avanti da questa perdita tragica che hanno avuto. Ma quello che mi raccontava, che è la cosa più forte, è che questi giovani, questi ragazzi che hanno perso i loro genitori, pastori, operai della Chiesa, uomini di Dio, a causa del narcotraffico, quando diventano adulti e escono da questa clinica, sapete cosa decidono di fare? Di diventare pastori, di aprire chiese. E ci verrebbe da dire: ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare di aprire una chiesa in Medio Oriente, dove sai che se la polizia ti ferma perché hai lasciato la fede rischi la morte? Chi te lo fa fare di aprire una chiesa in Colombia dove tuo padre è stato ucciso a causa di questo? E noi forse diremo questo a loro, perché il nostro problema è
mi sono appena tolto la gonna, me la devo rimettere, mi sono appena lavato i piedi, me li sporcherei di nuovo. Che cosa sono queste difficoltà che noi mettiamo tra noi, avere questo momento di intimità con Gesù? Le cose più banali del mondo. Prima l'Andrea ha detto che oggi, venendo in chiesa, abbiamo detto soltanto i guerrieri oggi verranno con questo caldo. Il caldo è ciò che ci ferma oggi da venire in chiesa. E in inverno è il freddo, e in primavera è la pioggia. Cos'è che ci ferma oggi di avere un momento di intimità con Gesù? Perché, amici, Gesù è alla porta e sta bussando e sta dicendo: sorella mia, amica mia, mia perfetta, aprimi, sono qua. La sera, quando siamo a letto, prima di dormire, forse ti sarà già capitato di sentire la voce di Gesù che ti dice: vuoi avere un momento con me? E noi che cosa rispondiamo? Ma dai, mi sono appena sdraiato, mi sono appena tirato sulle coperte, non dovrò inginocchiarmi ai piedi del letto, lo farò un altro giorno. È questo quello che ci ferma. La mattina, quando ci svegliamo e potremo passare un momento di intimità con Gesù leggendo la sua parola, e invece diciamo: ma dai, il caffè si è appena preparato, devo fare la colazione, non mi metto a leggere adesso. Ma Gesù quello che desidera è avere un momento di intimità con noi, è avere un momento. E oggi voglio fare i complimenti a tutti quanti voi che siete qua, che avete vinto il caldo. Però quanti di noi in questa settimana hanno pregato ogni giorno, hanno avuto quel momento di intimità con Dio ogni giorno? Quanti di noi? Quanti di noi in questa settimana, ogni giorno, hanno letto la parola per avere un momento di intimità con Gesù? Non sto dicendo quel versetto del giorno che magari ogni tanto ci appare sul telefono, o quel salmo aperto sul davanzale della finestra di casa nostra. Un momento di intimità con Gesù. Quanti di noi? Fratelli, Gesù è alla porta e bussa. E molto spesso quando parliamo di questo argomento stiamo parlando dell'accettare Gesù nella nostra vita, ma non è solo questo. Un momento di intimità con Gesù dovrebbe essere la nostra quotidianità, ancora di più per noi che abbiamo già accettato Gesù, per noi che lo abbiamo già riconosciuto come Signore e Salvatore della nostra vita. Quando ho parlato quelle settimane scorse di risveglio, vi avevo detto che tutto quanto era partito da quel versetto della chiesa di Laodicea, in cui Gesù alla chiesa di Laodicea dice: tu non sei freddo e non sei caldo, sei tiepido. Sapete che cos'è una chiesa tiepida? La chiesa tiepida è quella chiesa che conosce Cristo, che sa che in Lui c'è la salvezza, che ha già accettato Gesù, che si è già battezzata nelle acque, che ha già ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, che ha già vissuto cose meravigliose in presenza di Lui, che ha già ricevuto guarigioni nella sua casa, che ha già ricevuto benedizioni, miracoli, però non vuole impegnarsi nel ricevere Gesù quotidianamente nella sua vita e passare un tempo di intimità con Lui. Per questo proprio la chiesa di Laodicea, ugualmente, il cantico dei cantici alla fine della lettera, Gesù dice: eccomi, io sto alla porta e busso, sono ancora qua. Sono qua per chi vuole veramente impegnarsi nella vita con me. Sono qua per chi vuole veramente avere questo tempo di intimità con me. Sono qua, sono alla porta e busso. Chi vuole aprirmi? Chi vuole aprirmi? Aprire a Gesù è molto facile. Aprire a Gesù è molto facile. Basta non mettersi 1000 scuse davanti, 1000 scuse per non avere un tempo di intimità con Lui.
Oggi siamo qua in chiesa, la chiesa forse è il posto migliore per passare un tempo di intimità con Gesù, perché qua c'è la presenza visibile di Dio. E non sto dicendo che questo sia l'unico momento, è chiaro che nella nostra casa, nel nostro segreto possiamo vivere questi momenti, certo, ma in chiesa possiamo riempirci della presenza di Gesù. Ma quante volte veniamo in chiesa e diciamo: ah, questa chiesa ha i muri grigi, oggi non sentirò la presenza di Gesù a causa di questi muri. Ah, questa chiesa oggi ha il suono che non è andato bene, non sentirò la presenza di Gesù in questa chiesa. Ah, quello che sta parlando ha una camicia a fiori, oggi non sentirò la presenza di Gesù in questa chiesa. Non serve neanche che ci prova a vivere un momento di intimità con Lui. Ah, sono arrivato qua con una situazione difficile nella mia vita, oggi non riuscirò a lodare, avere questo momento di intimità con Lui, aprire la porta a Lui. Se tutto andasse bene nella mia vita, potrei farlo. Se fossi ricco, se non avessi problemi di soldi, starei benissimo, avrei momenti e momenti di intimità, perché non avrei pensieri sul mio conto in banca, sulle bollette da pagare, sull'affitto, sul mutuo, sulla macchina e tutte queste cose qua. Ah, se la mia vita matrimoniale andasse bene, avrei tanti momenti di intimità con Gesù. Ma visto che la mia vita matrimoniale non va bene, devo sempre stare a pensare a quello che sta facendo mio marito, a quello che sta facendo mia moglie. Devo sempre essere preoccupato con i miei figli che non vadano per brutte strade. Sapete quello che ha insegnato Gesù agli apostoli quando li ha mandati a fare la sua opera? Perché i suoi apostoli pensavano proprio questo. Ah, come farò a farla? Sarò preoccupato con quello che devo vestire, con cosa dovrò mangiare. E Gesù ai suoi apostoli gli ha detto: fratelli, cercate per prima cosa il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi verranno date in più. Che è proprio il contrario di quello che pensiamo noi. Noi pensiamo: se la mia vita fosse messa a posto, allora cerco Gesù. Ma invece Gesù ci dice: cerca prima me e poi vedrai che la vita va a posto. Cerca prima il regno di Dio e poi vedrai che avrai da mangiare. Cerca prima il regno di Dio e poi vedrai che avrai soddisfazione. Cerca prima Gesù e dopo le altre cose ti saranno date in più. E noi mettiamo una valanga di scuse che sono molto piccole, che non si comparano a quello che Paolo ha vissuto, a quello che questo ragazzo del Medio Oriente ha vissuto, o che i figli dei pastori colombiani vivono. Non si comparano, la nostra vita non si compara con la loro, non si compara. Noi abbiamo la possibilità di essere in un paese in cui sì, c'è una persecuzione, ma è una persecuzione molto, molto, molto diversa. Nessuno di noi qua rischia la vita per essere in questo luogo questa sera. Nessuno di noi rischia la vita per uscire di casa con una Bibbia in mano. Nessuno di noi. Nessuno di noi rischia la vita per avere un momento di intimità con Cristo. Nessuno rischia niente. Eppure mettiamo tante cose tra noi e questo tempo di intimità. E quello che Gesù vorrebbe è che noi potessimo aprire la porta a Lui e farlo entrare e vivere giorni di intimità insieme a Lui. Questo è il desiderio di Gesù, questo è il desiderio dello sposo. Apri la porta, mia amata. Ti chiedo di alzarti in piedi, andiamo verso la fine. La Bibbia ci racconta la storia di Zaccheo. Vi ricordate la storia di Zaccheo?
un esattore delle tasse, un pubblicano, capo dei pubblicani, una persona che tutti odiavano, diciamola così. Nessuno poteva vedere questo Zaccheo davanti a lui. Ma un giorno Zaccheo viene a sapere che Gesù stava per passare dalla città in cui lui abitava. E quando Zaccheo viene a sapere che Gesù sta passando, che Gesù è lì vicino, per vederlo, solo per vederlo, lui decide di salire su un albero, perché Zaccheo era molto basso e in mezzo alla folla probabilmente non sarebbe riuscito a vedere Gesù. Decide di salire sopra un albero e da quell'albero guardare Gesù che passava per le strade di Gerico in mezzo alla folla. E finché Zaccheo sta guardando Gesù, Gesù gli dice: Zaccheo, io oggi verrò a mangiare a casa tua. Zaccheo aveva tutte le motivazioni per dire quel giorno: io non salirò su quell'albero. Zaccheo era basso, le persone del popolo lo odiavano. Probabilmente se Zaccheo fosse salito, le persone avrebbero cominciato a ridere di lui, avrebbero cominciato a prenderlo in giro. Zaccheo poteva vergognarsi di salire là sopra per vedere Gesù. Zaccheo poteva vergognarsi. Zaccheo, probabilmente le persone lo avrebbero anche insultato finché lui andava là sopra, perché le persone odiavano Zaccheo e andando lassù si sarebbe esposto a tutte le persone del popolo. Zaccheo poteva non farlo, aveva scuse da mettere davanti a lui e a quel momento che aveva per vedere Gesù. Ma Zaccheo non ha messo scuse, Zaccheo non ha messo la vergogna, Zaccheo non ha messo niente, è salito su quell'albero andando là sopra per vedere Gesù che passava, perché in quel momento lui avrebbe potuto vederlo. Era quello il momento in cui Zaccheo avrebbe potuto vivere un momento con Gesù. E quando Gesù ha visto Zaccheo là sopra, gli ha detto: Zaccheo, io oggi entro a casa tua. Zaccheo, tu hai superato la vergogna. Zaccheo, tu hai superato la paura. Zaccheo, tu hai superato la difficoltà, non ti sei messo scuse. Io oggi verrò a abitare a casa tua. E noi, fratelli, mettiamo tante difficoltà per fare quel passo di fede verso Gesù. Mettiamo tante difficoltà. Quando molte volte c'è quel momento in cui il culto finisce e magari il predicatore fa un appello per chi vuole ricevere una preghiera, e a volte è per accettare Gesù, a volte è semplicemente per ricevere una preghiera di benedizione, a volte una preghiera per avvicinarci a Cristo. Quante volte noi non usciamo dal nostro posto per ricevere quella preghiera? Perché? Perché abbiamo vergogna, perché abbiamo paura, perché chissà che cosa penserà il nostro fratello. Se io esco, mio fratello penserà che sono in peccato. Se io esco, mio fratello penserà che la mia casa sta andando a rotoli, che la mia vita sta andando a rotoli. Fratelli, dalla settimana scorsa io ho preso una decisione per la mia vita in questo tempo. Ogni volta che un predicatore farà un appello per venire qua fuori, io andrò fuori. E ve lo dico già, perché chissà che cosa penserete se un giorno mi vedrete venire qua fuori. Il pastore è in peccato, la vita del pastore sta andando a rotoli. Fratelli, io sono in peccato. Io sono in peccato come probabilmente anche voi lo siete. E se dite di no, già state peccando. Paolo si descriveva come il primo dei peccatori. Se Paolo era il primo dei peccatori, io l'ho superato in questa corsa, chi è il miglior peccatore. E io ho bisogno di preghiera. E ho fatto questa decisione nel mio cuore dalla settimana scorsa, in cui sono uscito fuori per ricevere una preghiera. Ogni volta che ci sarà l'occasione, io uscirò per ricevere una preghiera. Perché ho necessità di preghiera. Perché ho necessità di perdono. Perché ho necessità di benedizione. Di tutti i tipi, nella mia famiglia, nella mia vita. Di ogni tipo, ho necessità. Quanti vogliono la benedizione? Io voglio ricevere la benedizione. Quanti desiderano il perdono? Io voglio ricevere il perdono. Io voglio. E quindi io uscirò ogni volta a ricevere questa preghiera. E questa preghiera, più di tutto, quello che
che può rappresentare per me è un passo di fede che io farò verso Gesù, un passo di fede che farò su quell'albero in cui è salito Zaccheo, che mi farà vedere da Gesù, affinché Gesù possa guardarmi, fare questo passo e dire: Enrico, io oggi voglio venire a mangiare a casa tua. Hai aperto la porta, io ero lì, hai aperto la porta nel momento giusto, e dobbiamo farlo, fratelli, e farlo nel momento giusto. Ho finito l'ultimo versetto che ho letto del testo di Cantico dei Cantici, è il versetto 6. Non so se puoi metterlo qua, Pietro, per piacere. Cantico 5, versetto 6. Guardate come finisce questo momento. E questa è la parte più triste di tutto quello che abbiamo letto fino adesso. E qui è la Chiesa che sta parlando nuovamente, siamo noi, io e te. Perché Gesù ha bussato e noi abbiamo detto: proprio adesso devo aprire, mi sono appena tolto la gonna, mi sono appena lavato i piedi. E finché eravamo lì che pensavamo se rimetterci la gonna, pensavamo se avremmo dovuto lavarci i piedi di nuovo, guardate cos'è successo. Ho aperto all'amico mio, ma lui si era ritirato, era partito. E io ero fuori di me mentre gli parlava e l'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma lui non mi ha risposto. In Isaia 55,6 c'è scritto: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo finché Lui è vicino. Ci sarà un tempo in cui noi apriremo quella porta, ma il nostro amato non ci sarà più. Ci sarà un tempo in cui invocheremo il suo nome, ma lui non sarà più vicino. Ci sarà un tempo in cui forse noi decideremo finalmente di cercarlo, ma non lo potremo più trovare. Per questo io credo che questa parola sia una parola urgente per noi e per i nostri giorni. Apriamo la porta del nostro cuore a Gesù, perché finché Lui è qua, noi lo possiamo trovare. Finché Lui bussa, Lui sarà lì fuori, ma arriverà un giorno in cui questo non sarà più possibile, che noi possiamo avvicinarci a Gesù, che noi possiamo lasciare la nostra porta aperta per il suo arrivo, che noi possiamo mettere da parte ogni scusa che giorno dopo giorno mettiamo dall'avere un tempo di intimità con Gesù e cominciamo a sforzarci veramente nella nostra vita cristiana, perché affinché noi possiamo camminare davvero su quella via nuova e vivente che ci porta alla presenza di Dio, perché Gesù su quella croce ha aperto questa via. Gloria a Dio! Gesù è morto per noi, ha strappato il velo del Tempio, quel velo che ci separava dalla presenza di Dio, e oggi noi possiamo entrare con piena fiducia alla sua presenza. Ma se noi non entriamo, se noi restiamo sul ciglio di quella porta, se noi non camminiamo su quella via, se noi continuiamo a mettere scuse per non fare quel passo verso Cristo, che cosa ne sarà di noi? Che cosa ne sarà di noi? Che cosa ne sarà di noi finché preferiremo passare ore e ore su Instagram, passare ore e ore facendo dell'altro, riposando, oziando, dormendo, procrastinando, facendo qualsiasi altra cosa che non è andare all'incontro di Gesù e avere quel momento di intimità con Lui. Che cosa ne sarà di noi, fratelli? La strada è aperta. Gesù ha aperto una strada che era chiusa. Gesù ha aperto quella strada, anzi, Gesù è quella strada. Lui è la via, la verità e la vita. Ma se noi mettiamo 1000 scuse per entrare in questa strada e avere quel momento con Lui, prima o poi questa strada si chiuderà anche per noi e Lui sarà troppo lontano per poterlo trovare. Che noi come Chiesa possiamo da questa sera avere un senso di urgenza nuovo nella nostra vita,
urgenza nel pregare, urgenza nel leggere la parola, urgenza nell'avvicinarci a Lui, urgenza nel ricercarlo, nell'adorarlo, nell'abbracciarlo, nel desiderare la Sua presenza, nel desiderare quel brivido dello Spirito Santo che noi possiamo sentire, abbiamo già sentito nei nostri cuori, che noi possiamo desiderare veramente questo e vivere per sentire questo ancora e ancora e avere quel momento di intimità con Lui. Io voglio pregare con voi, non chiederò a nessuno oggi di venire qua davanti. Se qualcuno vuole può venire, ma non è un mio appello. Voglio pregare però con te. Prega per te, prega per la tua vita, non ascoltare me. Prega per la tua vita affinché tu possa in questo momento avere un tempo di intimità con il Padre, avere un tempo di intimità con Gesù, che tu possa sentire il battito del suo bussare nel tuo cuore e aprire la tua porta a Lui, sentendo veramente quell'incontro con Lui e quel momento di intimità che Lui vuole vivere con la sua perfetta, con la sua amata, con me e con te. Amen. Signore Gesù, Signore Gesù, che possiamo avere, Signore, questo desiderio di incontrarti, questo desiderio di sentirti vicino, che possa essere veramente nel nostro cuore questo, Dio, che non possiamo non essere, non dico neanche una chiesa, Dio, ma figli e figlie che vengono qua il sabato soltanto perché è il giorno di venire in chiesa, ma che vengono qua per avere un vero incontro con te, perché desiderano aprire la porta e vivere momenti di emozione vera, profonda, momenti reali con te, quei momenti di intimità che tu desideri avere con noi, con i tuoi amati. Signore, non soltanto in chiesa, ma che nelle nostre case, giorno dopo giorno, noi possiamo vivere questo e ricevere questo stesso calore, questo stesso abbraccio da parte tua. Signore, facci vivere pienamente questo tempo con te, questo momento prezioso, questo momento profondo con te, che sia attraverso una preghiera, che sia nella tua parola, che sia attraverso un momento di adorazione, un momento di consacrazione, di digiuno, di dedicazione. Comunque sia, Signore, che noi possiamo andare al tuo incontro e sentire veramente questo tempo e questo momento, la tua presenza forte nel nostro cuore. Sì, Signore, questo è quello che tu vuoi avere con noi, che noi possiamo desiderare di averlo stesso con te, che possiamo desiderarlo di averlo ora, finché ancora si può dire oggi, che noi possiamo non indurire il nostro cuore, ma andare alla tua presenza, camminare su quella strada che tu hai aperto per noi, quella strada che ci porta davanti a te, quella strada che ci porta in mezzo alla tua gloria, quella strada che ci porta al Padre e a essere chiamati figli di Dio. Nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, scendi sulla tua chiesa oggi con un desiderio, uno spirito nuovo. Metti in noi quel cuore di carne, quel cuore ripieno di desideri nell'avere questo tempo di intimità con te, Dio. Signore, che possiamo veramente andare a scioglierci ai tuoi piedi, a rompere i nostri cuori davanti a te, davanti alla croce, quella croce su cui sei salito, Signore, per poter vivere quella via insieme a noi, per poterci far accedere alla tua presenza. Nel nome di Gesù, Signore, che possiamo non essere una chiesa fredda, una chiesa tiepida, che possiamo non essere una chiesa che ti conosce ma che non vive, che possiamo essere quella chiesa calda che ti desidera e che arde per la tua presenza. Nel nome di Gesù, Padre, questa preghiera è per me prima di tutto, Dio. Questa preghiera è per me, ma che tu possa toccare il cuore di ognuno di noi, Signore, e che possiamo vivere un nuovo tempo, una nuova stagione di benedizione, di presenza davanti a te. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo,
il tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e il tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Per salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Salirà sul monte tuo, chi resterà. Fai che sia io, fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo,
davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti, per adorarti, per adorarti, solo per adorarti, per adorarti. terra canta, Il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora che tutti grida che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora che tu sei santo. con gli angeli sei a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, con gli angeli sei a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, Chi è che os anjos vêm, que faz em si prostrar? O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo?
é que os anjos vêm, que fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo, santo, santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Dio potente, Santo, Santo, Dio potente, Santo, Santo, Dio potente. Romani capitolo 10, versetto 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come tuo Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. È una cosa che facciamo molto raramente in chiesa. E non lo so, non conosco tutte le persone che sono qua presenti. Ma se oggi c'è qualcuno, e solo se oggi c'è qualcuno che non ha ancora dichiarato pubblicamente che Gesù è il Signore della sua vita e vuole farlo questa sera, io voglio invitarti a alzare la tua mano. Solo se c'è qualcuno che non ha mai dichiarato questo pubblicamente. Chi ha alzato la mano può venire qua fuori. Può venire qua davanti chi ha alzato la mano. La Bibbia ci lascia un'indicazione molto chiara. È una prova di fede, è un passo di fede. È un aprire la nostra porta a Gesù. Dichiararlo come Signore della nostra vita. João, credi che Gesù è il Signore della tua vita? Sì.
Santo, Pubblicamente fai questa prova di fede. Dio potente, Io credo che Gesù è il Signore della mia vita. Santo, Dio potente, Santo. Possiamo fare un applauso, Chiesa, per questo? Perché la Chiesa si rallegra di questo. Dio potente, Santo, Santo, Dio potente, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, Santo, la Chiesa, Santo, con gli angeli. La terra canta, il cielo adora, che tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora, che tutti gridano che tu sei santo. Signore Gesù, a partire da questa sera noi mettiamo la vita di Riccardo, di Edoardo, di João, di Micaela nelle tue mani. Persone che hanno aperto oggi il loro cuore a te, al tuo bussare, alla tua presenza. Che da oggi la loro vita possa essere trasformata, possa essere cambiata, possa essere ripiena del camminare giorno dopo giorno insieme a te, non solo per oggi ma per l'eternità, perché chiunque avrà creduto nel suo cuore e con la sua bocca avrà confessato sarà salvato. Noi crediamo questo, la tua parola è la nostra guida. Nel nome di Gesù benedici le loro vite, conservale, guarda il buon deposito che oggi hai messo nei loro cuori, il deposito dello Spirito Santo, e mantienilo fino al giorno in cui li riconcilierai pienamente con te. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù, amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Dobbiamo andare alla fine del nostro adorarti. Avevo promesso alla Raissa che sarebbe durato 20, non l'avevo promesso, ma mi aveva chiesto di predicare 20 minuti, così non stavano tanto al caldo i bambini. Sono le 10:10, tra un po' facciamo un'ora e 20 minuti. Amen. Possiamo alzarci in piedi, dobbiamo andare verso la fine del nostro adorarti, dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Luana, vieni Daniel, lo so che sei venuto solo per questo questa sera.
Aurora? Ah, l'Aurora, sì, l'Aurora. No. É o Lucas também? Prefere casamento? Prefere casamento também? Anniversari di matrimonio? Aumir? Vieni Rodrigo. Anniversario di matrimonio? Beh. E noi ce ne rallegreremo insieme. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro per pregare, benedire la vita dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, chiedendo a Dio un anno meraviglioso e ricco di benedizioni davanti a loro. Padre, nel nome di Gesù, questa sera mettiamo davanti a te la vita di Aurora, di Luana, di Lucas, di Daniel, il matrimonio di Rodrigo e Luana, affinché, Signore, questo anno che tu hai messo davanti a loro in quest'ultima settimana possa essere un anno pieno di gioia, pieno di allegria, pieno dell'amore che viene da te, ma quello che più ti chiediamo, Signore, è che la tua presenza possa essere ogni giorno visibile nei loro cuori e davanti ai loro passi. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora se possiamo fare così con le nostre mani per ricevere questa stessa benedizione su tutti quanti noi, sulle nostre case. Chiediamo che l'amore di Dio Padre possa essere con tutti quanti noi, portando gioia e allegria e pace alle nostre famiglie. Chiediamo che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo possa ricoprire la nostra vita in questa settimana. Chiediamo che la comunione dello Spirito Santo possa essere presente nei nostri cuori e in quanti siamo, noi siamo uno.